Ecco la situazione meteorologica. Correnti umide meridionali nei bassi strati determinano formazioni di nubi basse lungo i versanti costieri e con il conseguente peggioramento della sensazione di afa anche nelle ore notturne. Durante il pomeriggio le nubi basse si arroccheranno sui primi rilievi tra il Savonese e il Levante. Nel corso del pomeriggio di oggi le nube basse si arroccheranno sui primi rilievi tra il Savonese di Levante e il Genovese di Ponente, mentre il cielo resterà sereno sul resto della Liguria. In serata e nella notte successiva aumento della nuvolosità bassa lungo le coste di tutta la regione. Venti da deboli a moderati meridionali con rinforzi sui versanti padani dell'Appennino, mare da poco mosso a mosso, temperature massime stazionarie in costa e in lieve aumento nelle aree interne, anche oltre i 31 gradi e con tassi di umidità lungo le coste attorno al 70-80%. Per domani sabato 18 luglio la Limit prevede al mattino nubi basse serrate lungo la fascia costiera centro-orientale, non si escludono pioviggini sotto gli addensamenti più consistenti, altrove il cielo sarà poco nuvoloso, poi nel pomeriggio copertura meno densa con ampie schiarite, in particolare sull'estremo ponente. Venti da deboli a moderati da sud, rinforzi sui versanti padani appenninici nel pomeriggio con mare generalmente mosso soprattutto al largo. Temperature minime stazionarie, lieve calo delle massime sotto costa ma con tassi elevati, quindi sempre disagio fisiologico per il caldo. Cenno alla previsione per domenica 19 luglio, ancora nubi basse lungo la fascia costiera, maggiormente serrate al mattino, più aperte nell'arco della giornata, ventilazione meridionale e umidità sempre molto elevata.